Poi era tornato da poco lui comunque qua a abitare. Non si spegne l'eco dell'aggressione subita domenica sera da una donna di 51 anni nel suo appartamento di via Montessori a Chirignago, da parte del compagno che ha tentato di strangolarla con un cavo. Poche le urla udite dai residenti, ma il trambusto è stato tanto, soprattutto quando sono intervenute le volanti della polizia e una gazzella dei carabinieri, quando il cinquantenne originario del Trevigiano, ma tornato da poco a Mestre, è stato bloccato. So che anche qua in condominio c'erano già stati litigi con altre persone, proprio per fatti, cioè, fatti proprio così succedevano, lui agiva. C'è riserbo sulla vicenda da parte dei residenti, ma sono in molti a dire che quell'uomo era facile alle liti. E tra i passanti c'è chi sembra quasi imparare a convivere con gesti come questo, che avrebbe potuto provocare però l'ennesima vittima. Gli uomini sono diventati matti, l'unica, tutti quanti, tutti. I matti ci sono dappertutto, a giornata d'oggi.